Come affrontare e comunicare una situazione di crisi? Esistono strategie standard? Qual è il ruolo dell'ufficio stampa? Sono questi alcuni degli interrogativi con un filo conduttore che ci hanno guidato in questi giorni. Il tema della comunicazione nelle situazioni di crisi non è uno tra i tanti nelle nostre agende di lavoro, ma in questo tempo sta diventando sempre più il tema per eccellenza della nostra missione. We are having and discussing many subjects that are very now taking the awareness of many of the countries, many of the bishops' conferences, and they are above all humanitarian subjects that are the sexual abuse, that are the refugees issues, that are all these subjects that are related to the human problems, social problems. And then the subject, it's a tough one, about crisis management and crisis communication, and especially sexual abuse in the church. It considers us all how to deal with it. I think it's very important that we speak openly about it and that we do something about it. And I must say I'm encouraged to see that all of us are convinced that this is one of the most important problems that the church is going through. Siamo però coscienti che non dobbiamo lasciarci schiacciare dalla preoccupazione e dalla paura paralizzante, ma dobbiamo impegnarci perché diventi un momento propizio per un rinnovato impegno. Ce lo ricordava il cardinale Angelo Bagnasco, presidente del CCEE, aprendo i lavori del nostro incontro. È necessario vivere da protagonisti, quindi conoscere i linguaggi e i rischi della rete, che voi ben conoscete, dare motivazioni, ma soprattutto essere una fonte credibile che fa della trasparenza e del servizio alla verità sempre e comunque il proprio stile di vita e il proprio modo di operare nel mondo, anche quello digitale. Abbiamo compiuto quindi un viaggio. The particular venue that was chosen this year is exceptional. I hadn't been to Malta before. It's an incredibly beautiful country, a country with deep faith, with wonderful origins back right into the words of the Bible. So it's been really fruitful from a faith perspective to be here in this beautiful place. Come bravi esploratori abbiamo stilato il nostro diario di bordo, appuntando alcune parole che sono ritornate spesso nella nostra navigazione e che possono costituire la cartina al tornasole per le nostre rotte future. Fiducia è ciò che dà sapore al nostro lavoro. Senza fiducia la nostra missione non ha senso. Fiducia da ricevere ma anche da dare. Cambiamento non è un elemento di contorno, da contesto, da paesaggio esterno, come finora forse è stato inteso. Il cambiamento deve avvenire nel centro stesso dell'umanità. Il cambiamento, per essere profondo, deve toccare profondità soggettive finora inesplorate. Ascolto, fondamentale per la comunicazione, è fonte di relazioni vere, dove si sviluppa un'informazione autentica, che non è semplice trasmissione di notizie, ma soprattutto disponibilità, arricchimento, relazione. Compassione. L'esperienza di incontrare le vittime non è mai una cosa piacevole, è come visitare una persona ferita. Confrontarci con le ferite causate dall'abuso sessuale di minori, in modo particolare quando l'aggressore è un membro del clero, è un pastore, è sempre un'esperienza molto difficile. Ma è un'esperienza che dà proprio consapevolezza, è forse l'unica via per darci la consapevolezza di quanta sofferenza c'è dietro queste esperienze e quanto è importante fare tutto il nostro possibile per dare una risposta adeguata alle vittime e anche alle nostre comunità. Servizio. Il nostro operare ha un'unica cifra distintiva: essere a servizio.
Certamente posso dire che la conferenza di questi ultimi giorni qui a Malta mi ha arricchito molto dal punto di vista sia professionale ma anche umano. Alla fine dei conti cerchiamo di portare avanti, cerco di portare avanti, di dare il mio contributo alla missione della Chiesa, e quindi alle volte una parola, un'espressione, soprattutto se ricca di contenuti come quelle dell'Arcivescovo, possono essere assai fruttuose. Comunicare è un atto d'amore reso all'altro. Per questo non può che essere un servizio. Verità. La verità vi farà liberi. È un cammino, un orizzonte verso cui tendere. È una responsabilità che chiede di educarsi ed educare al discernimento, alla verifica, all'approfondimento. Ora il calamaio passa nelle mani di ciascuno di noi per continuare ad appuntare con la consapevolezza che le crisi rientrano sempre più in un'agenda comune e chiedono di essere affrontate tutti insieme. Come ho avuto l'opportunità di dire, riflettendo un po' sulla parola di Dio ieri, il vostro ruolo deve essere prima di tutto un ruolo, nel mondo di oggi, un ruolo di comunicazione che guarisce. Comunicazione che guarisce le ferite della menzogna, comunicazione che guarisce le ferite del pregiudizio e della discriminazione, comunicazione che guarisce anche dove non c'era volontà di comunicare, incluso anche i meccanismi di difesa della Chiesa come istituzione, anche comunità. Secondo me voi dovete vivere questa vostra missione oggi anche come missione di guarigione. E siccome è una missione di guarigione, è missione anche che conduce alla risanazione delle persone e dei contatti, ma anche alla vera pace.